Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, cari amici, benvenuti anche oggi, cioè anche questa sera, nel canale Marietto Veneziano e abbiamo la nostra Hildegarda. Hilde Mh-mh. non vedo ancora sul mio canale la live. Ecco, ci siamo, ci Ma siamo, sì, ci ci siamo. sono anche già addirittura delle domande, pensa tu. Sì, sì. Spettacolone, spettacolone. Facciamo progressi. Bene, allora io intanto mentre tu accogli gli ospiti, io spammo un po' nel mondo Face la nostra live. Va bene, Hilde? Sì, 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 va Grazie. benissimo. Io ricordo a tutti gli appuntamenti della settimana. Ormai i nostri affezionati sanno che ci troviamo 4 volte nell'arco della settimana. La prima è il lunedì, ovviamente ormai è andato, ma ci rivedremo lunedì prossimo. Il mercoledì, come oggi, sul tuo canale ovviamente, e il venerdì sera sul mio canale YouTube e il sabato pomeriggio sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Veniamo un po' agli orari. Il lunedì e il venerdì sul mio canale è sempre alle 21:30 fino alle 22, 22:10 su per giù. Invece sul canale YouTube del Marietto Veneziano, come stasera, 20:30 il mercoledì e il sabato pomeriggio a partire dalle 16. Dunque siamo, come dire, qui per voi, per darvi spazio per una domanda gratuita a cui risponderemo il Marietto con il pendolino e io con le sibille. Dunque questo è un po' lo spazio, comunque il posto dove possiamo appunto avere contatto e dare risposta a voi che siete a casa e noi che siamo a casa nostra. Dunque, siamo tutti a casa. Allora, amici, vi ricordo anche un'altra piccola regola che è diciamo il bon ton di questo canale e anche del canale YouTube mio. Quando porgiamo la domanda, ricordiamoci di scrivere il nome, il nostro nome ovviamente, la data di nascita che appartiene a noi, ovviamente, la scia energetica, una domanda formulata in modo chiaro. Possibilmente mettete anche un limite di tempo se vi interessa sapere se entro un dato periodo avverrà un qualcosa. Questo perché il pendolino può rispondere anche a tempistiche di anni, nel senso può dirvi sì, magari per una qualcosa che si manifesta tra 20-30 anni. Le sibille invece interrogano un arco di tempo di 3 fino al massimo di 6 mesi, dunque se non date un limite di tempo non riusciamo magari a vedere le cose in modo chiaro. Detto questo, possiamo anche dire che se interrogate su qualcuno, magari il vostro partner, il vostro ex, la vostra partner, la vostra ex, o la collega di lavoro, quello che è, mettete anche il nome di questa persona e la data di nascita della persona. Bene, per noi è importante per la scia vibratoria corretta. Penso di aver detto tutto. Marietto, cominciamo? Ma io Pronto? penso di sì, sono in formissima, il pendolino freme, ho già messo il tuo numero di telefono così per eventualmente consulti professionali e possiamo pure iniziare. Abbiamo già iniziato a salutare gli ospiti? No, salutiamoli. Ciao Ciao Cira, Cira, ciao ciao Perla, Perla, ciao ciao Anna, Anna, ciao, buonasera Edi, buonasera Edi, ciao Maria, Maria, Tonia, ciao Tonia, Katia, Katia, Adele, Adele, Roberta, Giada. Roberta, Giada, Assunta, Tiziana, Tonia, Daniela, Sara, ciao Sara e ciao TikTok. Bene, bene. E intanto aspettiamo anche magari altri ospiti che arrivano. Va bene, iniziamo subito con le domandine. Dai, Hilde. Benissimo, allora ovviamente prima cominciamo e più domande riusciamo ad evadere, diciamo così. Allora, abbiamo prima domanda, Perla. Buonasera Marietto e Hilde. Perla, 2 agosto 74. In campo sentimentale ci saranno novità entro 6 mesi? Perla, ma questa domanda la stai ponendo praticamente ogni settimana ultimamente, dunque Sì, ma magari rispondiamo. vediamo un po', eh. Ecco. La nostra Perla se nei prossimi Sì. 6 mesi si muove qualcosa.
qualcosina si dovrebbe muovere, qualcosina. Sì, perché questa domanda magari l'ha fatta 6 mesi fa, no, No, periodicamente la settimana scorsa. certo. E comunque sì, Diamo qualcosina un po' di tempo anche alle sibylle di mostrare, o sì. comunque alle letture di manifestarsi, adesso al di là delle sibylle, dunque non avete ossessione per la domanda, non serve. Allora, vediamo un po' cosa dicono le sibylle per Perla. 2 agosto 74 in campo sentimentale, vediamo se ci saranno novità. Mm. Ah, ecco. Allora, vediamo se riesco così. Allora, abbiamo un inizio che riguarda il passato, dottore, casa, malato, leggerezza e donna maritata, dunque recentemente un po' un senso di forse un po' di solitudine, qualche preoccupazione legata anche all'incertezza del futuro, non sapere bene che passi compiere, oppure il rischio, questo si direbbe proprio molto recente, di commettere qualche imprudenza, magari mettendo a rischio una forma di stabilità. Non so perché dica questo nel tuo passato recente, però è probabile che non devi avere, come dire, fretta di trovare qualcosa o qualcuno, perché magari spinta dal dispiacere o comunque dalle preoccupazioni e dagli affanni rischi di fare magari delle cose non proprio azzeccate o ben meditate. Al presente gelosia, allegrezza al cuore, morte amica. Dunque direi che comunque sei in un momento dove appunto la gelosia manifesta un periodo di prove emotive o comunque qualche situazione che ti ha portato un po' di subbuglio, però abbiamo allegrezza al cuore, morte amica, dunque diciamo che si stanno creando delle situazioni nelle quali tu sei un po' così incerta sul da farsi o perché non ti danno quella stabilità, quella sicurezza o comunque sono cose che non riesci ben a inquadrare, sembra che si trasformino, cambino subito, però hai il sostegno, credo, di una persona amica, di una persona che ti è vicino e che probabilmente ti sprona anche a cambiare un po'. Nel prossimo periodo comunque abbiamo pensiero, dispiacere messaggero, dunque è possibile che diciamo che ci sarà così forse una notizia riguardante qualcuno che non ti farà tanto piacere ricevere, ma come dire, comunque proseguendo abbiamo delle carte molto più positive che promettono l'arrivare di un qualcosa, anche se magari ehm, può nascere così, in una forma leggera, senza grosse aspettative, in realtà può trasformarsi o comunque può dare delle soddisfazioni anche di tipo interiore, e qua c'è una carta comunque importante e piacevole. Diciamo che non sembra parlare di un incontro vero e proprio, però parla di un potenziale, dunque è possibile, visto anche che questa carta è una carta che richiama il passato in un certo senso, chissà che non abbia a che fare col tuo passato. Ad ogni modo c'è l'arrivo di una persona, abbiamo qua l'esito, sta dunque per arrivare effettivamente un uomo, vedi che c'è la carta del domestico e del mercante, dunque ce lo inquadra anche come una persona
comunque che arriverà a prendersi cura di te, sarà comunque una persona che porterà dei nuovi inizi e dunque sono carte di esito direi molto favorevoli e che vedi proprio l'arrivo di un uomo che potrebbe essere appunto legato sentimentalmente con te. Dunque la risposta delle sibille è sì. La risposta è sibille come pendolino, un copione. Sì. Sì. Andiamo Bene, avanti. andiamo avanti. Prossima domanda di Cira, no, giusto? Sì, allora io Ciro questa domanda l'ha fatta scusami, lunedì, ma io non le ho potuto rispondere perché con le sibille non me la sentivo, non ero sicura di riuscire a dire se era o meno la sua fiamma gemella e le ho detto chiedi col pendolino mercoledì così che è sì o no, Ma, ok? per fiamme gemelle intendi Leggiamo. anima gemella oppure un'altra così? Vabbè, diciamo che in modo moderno Perché di sento dire tante cose sulle fiamme gemelle, ma niente che assomiglia a un'anima gemella. Comunque può essere una fiamma sì, gemella. Vediamo dai, su. vediamo, rispondiamo a questo. Sempre che sto lì a polemizzare io. Ma allora vediamo un po'. Dunque, Sabatino 24 marzo 65, Cira 28 dicembre 75. Dunque, vediamo se sono fiamme gemelle. Ho sentito una piccola vibrazione al polso e sembrerebbe che qualche fiamma c'è, eh. Ho sentito una piccola vibrazione al polso e penso proprio che anzi un'altra. Qualcosina, non saprei proprio non metterei la mia mano sul fuoco, ma quella del vicino di casa sì, ma Chissà questo fiamme gemelle che viene usato adesso che cosa significa, ma Marietta. Dovremmo documentarci su queste terminologie new New age. Age, non lo so, Sì. non mi pronuncio, però sì. Noi siamo per le anime gemelle, va bene. Comunque, a quanto pare sì, Cira, vediamo un pochettino. Ehm, cosa posso riuscire a dirti con le sibille, chiaramente, no? Ora abbiamo anche una traccia, vediamo in che modo. Fermo restando che mi devo andare a documentare, sta storia delle fiamme gemelle. Perché adesso dicono fiamme invece che anime? Cosa significa mai? Allora, vediamo Cira e Sabatino. E io mi sono dimenticata che sto cercando è la forza dell'abitudine, sapete? Ecco qua, vediamo le ho messe di nuovo nell'ordine di prima. Ok, si vedono? Sì, si vedono bene anche. E certo le ho girate verso la cam. Allora, eh, le fiamme ci sono, eh? Abbiamo questa carta che la prima di tutte raffigura proprio un incendio importante. Comunque, se vogliamo leggerle alla lettera, diciamo, le fiamme bloccate nel loro intimo a causa appunto di un'altra situazione che comunque è pregressa, perché la carta del ladro parla sempre di un qualcuno o qualcosa che esiste già e che comunque porta dei rimpianti. Dunque, se vogliamo anche addirittura interpretarle ancora di più, in modo ancora più occulto, più esoterico, è possibile che siate appunto anime che si erano già trovate in una vita passata e che vivono un senso di prostrazione e di separazione
e il rimpianto, ecco, di non poter stare insieme. Comunque ci sono degli ostacoli, delle cose che non vanno. Attualmente fingete, c'è un clima di finzione, nel senso che pur desiderando stare insieme e sognando di stare insieme, diciamo che avete lasciato o rischiate di lasciar sfumare un'occasione. Ecco qua questa carta. Dunque nel prossimo periodo comunque è possibile che avverrà una forma di riavvicinamento, ma per gradi e forse per la preoccupazione di qualcuno che non starà tanto bene, oppure si troverà una scusa perché comincerà a essere pesante anche da un punto di vista emotivo, sostenere la lontananza. Però ci sono delle circostanze che ancora non sono state chiarite, ci sono delle circostanze che portano ancora a confusione e che ancora non vi permettono di, come dire, condividere delle cose. Però la carta dell'allegria che chiude la stesa parla comunque di possibilità che vanno a risolvere o a rimuovere gli ostacoli nel prossimo periodo. Dunque direi che è possibile che si ricucia il rapporto in modo migliore, più positivo. Una qualche possibilità c'è, però direi non nel prossimo periodo comunque. C'è chiude con un allontanamento in questo momento, perciò non riesco a dire di più. Per quanto riguarda il discorso delle fiamme gemelle, sì, è possibile appunto che lo siate e che per ora vi sia impossibile vivervi come sarebbe anche giusto, in un certo senso. Vabbè, comunque andiamo avanti, vediamo un pochettino. Andiamo avanti con Anna, la bambina. sì. Anna, ciao, volevo sapere, lui mi ha lasciato Massimo 1 dicembre 67, Joanna 9 agosto 66, ritorna. Vediamo. Vediamo se c'è un ritorno di questo signore Massimo 67, 1 dicembre. Sembra che sia piuttosto deciso il Massimo. E provaci te con le penna per l'anestesia o proprio una bella radiografia, un attacco a questo. Sì, perché mi sembra proprio, Anna, che sia un'uscita di scena tosta questa, Vediamo, Anna. Sì. 9 agosto 66, Massimo. È uscito a gamba tesa, è uscito a gamba tesa. 1 dicembre 67, Massimo. Anna 9 agosto 66, vediamo un pochino. Beh, il taglio non è proprio... Oddio. Beh, le sibille sono particolarmente ottimiste. Rispetto il no del pendolino sono state decisamente più possibiliste, anzi positive direi. Abbiamo sì, la possibilità che comunque nel passato messaggero e lettera, apertura e chiusura della linea. Dunque è come se nel frattempo parlasse di
comunicazioni, messaggi, però ci sono 2 figure femminili qui che mi lascia pensare che, da una parte c'era la donna, ufficiale, okay, quella, ehm, legata proprio alla casa, e dall'altra un'altra donna, la donna amata, mh? E qui chiaramente, apre uno scenario, diciamo un po' così, nel senso appaiono 2 figure legate a lui intimamente, a questo nel suo passato. Dunque, ehm, abbiamo comunque Imeneo, Gran Signore, vecchia signora e Costanza. Allora, o lui attualmente, io non so chi dei 2 sia la Anna per questo Massimo, se sia la donna del focolare o la donna amata del passato. Ad ogni modo, a me sembra che qui ci sia, come dire, un rapporto solido, forte, che quest'uomo ha con una persona già da tanto tempo, e per cui il sentimento è costante da molto tempo, Ehm, comunque c'è la possibilità che, perché questa è una carta, la carta della fortuna col Belvedere apre sprazzi molto favorevoli, molto positivi, e, di attesa comunque, però è un qualcosa che avviene, come dire, ehm, di nascosto, non è un qualcosa, come la carta del ladro è sempre il ladro che ruba tempo, che si ritaglia quello spazio, tra all'interno di una situazione ufficiale. Dunque è sempre una carta che parla di un qualcosa di nascosto, no, di non alla luce degli occhi, di un'azione che si vuole compiere ma senza essere visti. E, speranza, viaggio e riunione. Qua parla anche di un viaggio proprio, vero e proprio, vedo una partenza e, la possibilità, sì, di una specie di ritorno, se vogliamo. Però, allora, militare, amore, conversazione, consonante sorpresa, dunque con un po' di lotta, con un po' di forza, con un po' di fatica, e con grande determinazione è possibile che attraverso un chiarimento si ottenga comunque una soddisfazione. Devo dire che nel prossimo periodo vedo delle circostanze favorevoli, ma non so, sono un po' così perché il pendolino è rarissimo che dica una cosa per un'altra. Probabilmente, magari poi è una cosa che non lo so, per quanto riguarda i prossimi 3-6 mesi sembra voglia dire diversamente, poi si vedrà nel tempo. Allora, vediamo un po' chi tocca adesso. Abbiamo fatto Mi Anna. sembra Tonia, Sonia, sì, sì. Allora, vuole sapere se Lui Luigi, 13 maggio 63, sposa Claudia, 11 maggio 69. Vediamo un po'. Ma sembra che questo Luigi ci faccia sul serio, Sembra che sia piuttosto determinato, alla distanza. Sì, sì. Guarda, 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 guarda. Guarda un po'. Sì, 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 sì. Alla distanza il Luigi fa centro. Fammi un po' vedere Ilde cosa dicono. Vediamo. Sì, e Luigi mi sa che Eh, è deciso, mm,
Allora. Vediamo Luigi e Claudia. 13 maggio 63, 11 maggio 69. L'esito è bello. Vediamo un pochino, lo giro verso di voi. Allora, dunque, lui è sicuramente un uomo, aspetta, non si vede niente, ecco qua. Un uomo molto, molto valido, anche premuroso per certi versi, presente, determinato, capace, un gran signore, insomma, si direbbe proprio l'uomo giusto. Abbiamo donna di servizio, speranza, morte, viaggio, dunque un uomo che sa il fatto suo e che è molto attivo, tra l'altro, una carta di grande attività questa della donna di servizio, dunque abbiamo come dire, dei risultati positivi nei confronti di questa, come si chiama già, Claudia. Dunque, anche se non so se la cosa di recente, diciamo così, nel passato, scusate, nel passato recente è nata un po' così, o si sono conosciuti nel contesto di una gita, oppure si sono comunque conosciuti in un momento più o meno positivo, oppure addirittura è nata un po' con leggerezza questa situazione, forse perché si andava a chiudere un ciclo, un periodo della vita particolarmente impegnativo, o addirittura non lo so se c'è qui un trasferimento che è recente, qualcosa del passato recente, che impone appunto un cambiamento. Questo morte viaggio può essere proprio il cambiamento di destinazione, no? Tra un posto e un nuovo luogo, direi proprio come un trasferimento, un trasloco, o magari in occasione di questi si sono conosciuti o comunque questo è il passato recente che maggiormente influenza oggi il presente. Beh, guarda qua, se non è una proposta di matrimonio questa, mi sembra difficile, cioè che possa voler dire altro. Abbiamo addirittura proprio l'omaggio di Preziosi, la giovane fanciulla, la casa, l'Imeneo. Mi sembrano tutte carte che rispondono positivamente alla Sì. domanda. Che ne dici tu, Marietto, no? Con l'Imeneo, la casa, insomma. Insomma c'è un impegno, una volontà, tra l'altro vedi fortuna, la Forse stanza, sì, questa sì, sì. leggerezza che attenzione può anche significare che possano decidere appunto di andare in un posto esotico, lontano, può voler dire anche questo, che magari chi lo sa se lui fa una proposta durante un viaggio, comunque a me sembra più che favorevole. Ci sono degli aspetti da mettere a posto, probabilmente degli aspetti della vita pragmatica da sistemare che danno qualche piccola preoccupazione, non so, probabilmente o devono parlare di dove vivere o di come risolvere alcune cose, però devo dire che con sonante sorpresa dà un esito più che positivo, cioè troveranno la quadra del cerchio, la quadratura del cerchio e sicuramente questa cosa andrà a buon fine. Sì, sì. Militare, dottore, deliranti dispiacere. Diciamo che qualcuno non prenderà benissimo questa notizia e che si farà un po' pettegolezzo riguardo questa cosa, ma Un pochino con sì. la vostra determinazione, la determinazione di questi due, insomma, loro si faranno il loro. Ok, andiamo avanti. Vediamo la prossima. Penso che sia Katia che... Katia, sì. La leggi tu? No, leggi pure tu, leggi pure tu. Allora, Hai una Andrea, bellissima voce. anche la tua non è male. Insomma, è Andrea, bacchantina, no? no, 7 dicembre del 70, vuole veramente un figlio da Katia, 28 febbraio 75. Vediamo un po'. Se
Andrea vuole veramente un figlio da Katia. Visto anche i tempi così, diciamo che È un coraggioso. è un coraggioso, è un intrepido in questo momento, eh. Certo, il pendolino non è partito a razzo, perché Sì, insomma magari ci ha pensato su un po'. molto Magari probabilmente l'Andrea ci sta pensando su. sì, deve essere una Non è persona una decisione che si prende a cuor oggigiorno, leggero esatto. quando Sì, si sì, hanno 50 comunque, anni. secondo me sì, cioè non scusate, non secondo me, secondo il pendolino. Mh. Sì, sì. Allora vediamo Andrea se vuole un figlio da Katia. Sembrerebbe che sia avvenuto un cambiamento di posizione. Allora, devo dire che secondo me, sempre secondo me, secondo l'interpretazione che riesco a dare della stesa, lui è possibile che all'inizio, spinto da uno slancio, dei primi tempi o comunque uno slancio, positivo nei tuoi confronti, può anche essere che si sia reso disponibile con non poche perplessità, perché la carta dell'ammalato fa capire che insomma un pochettino lo preoccupa o lo preoccupava il pensiero, o magari sì, c'era più apertura, ma mh, è adesso che vedo poi un cambiamento, cioè c'erano delle preoccupazioni per il futuro che lui non voleva sottovalutare, ecco, perché c'erano delle opzioni che si aprivano davanti che gli davano una forma di incertezza, anche se era positiva la situazione. È adesso che vedo un grande cambiamento, ma devo dire che l'apertura a questa cosa sembra che sia seguita a non poche incomprensioni o anche, non so se ha fatto cambiamenti di idea interiore, perché dirti che lui proprio ti abbia manifestato cambi di rotta in modo palese non me la sento, anche perché c'è la carta del ladro, dunque probabilmente si è un po' adeguato alle circostanze oppure si è opposto in certi momenti, ti ha fatto capire che non era proprio dell'avviso, ma oppure lottava per averlo, non lo so, quella che diceva di no sei tu, però uno dei due non era proprio così, ma ti parlo proprio di adesso, di questo presente, non sembra esserci veramente una totale e profonda convinzione, però si rende conto che ci sono delle emozioni forti da un'altra parte, probabilmente tiene conto delle tue e diciamo che vedi c'è la carta del bambino, dunque si rende disponibile ad accontentarti forse, o al contrario, non lo so, qua non si capisce bene chi è il soggetto, però teniamo sempre a mente la domanda che hai fatto se lui desidera veramente. Diciamo che lui desidera far contenta te probabilmente, questo è quello, la cosa principale. E comunque ha non poche preoccupazioni anche di natura economica, cioè forse si sta chiedendo come dovrete gestire un po' tutte le cose, oppure nel prossimo periodo, cioè sa benissimo che non è che potete star lì a trasullarvi, a pensare, prendere tempo, però un po' è come se avesse
ancora delle remore o che magari ogni tanto ti manifesta delle insicurezze, no? Però, beh, alla fine penso che la cosa avverrà, nel senso che ehm, credo che poi ti dia una notizia favorevole, cioè l'esito poi è positivo. Diciamo che io non so, sembra che lui abbia comunque dei rimpianti, o c'è qualcosa che lui nel passato non ha ottenuto o non ha fatto nel modo giusto, comunque c'è qualcosa che lui rimpiange, che teme e dunque in un certo senso comunque ehm, vuole e sta pensando proprio di farti contenta, cioè comincia a crederci veramente, vedi che c'è la carta del pensiero e questa è la carta dell'attesa. Dunque, piano piano si convincerà sempre di più. Se all'inizio lo fa per far contenta te, comunque alla fine sarà più contento lui quando avverrà. Mm? Un paio di gemelli, via. Olè. Oh, non scherzare con le cose serie. Un paio di gemellini così. Allora, Scherzo. che due in un colpo, vedi che Che il budget familiare maratona, cambia. maratona, altro che. Allora, Avanti, è come dire, avanti riesco a fare una cosa e ti trovi a far 42 chilometri senza allenamento, non è facile. cambiarle di notte, ti Eh, svegliano, corri, dai da mangiare. siete Andiamo. sicuri? Mamma mia, va bene. Allora, Adele, ciao, volevo sapere se ci sarà un ritorno di Roberto, 15 marzo 73, e Adele, credo che sia questo il suo nome, 27 gennaio 78. Lo risentirò? Ritorno o risentire? Beh, cominciamo dalla prima domanda che ha fatto, se c'è un ritorno. Va bene, se c'è un Perché ritorno. poi, sapete, a volte si fanno risentire, ma non è detto che tornino. Dunque, Esatto, è vediamo se c'è questa. il ritorno, che mi sa che è la Vediamo domanda se c'è che un prende ritorno. di più. Aspetta che mi sintonizzo su Adele e Esatto, Roberto. 27 gennaio 78. Se ritorna. Roberto, 15 marzo 73. Un po' fiacco sto ritorno. Sto comeback. Vediamo se adesso lo risente, va bene? Così. Mhm. Oh, proprio. Non sembra che sia. Non sembra che sia stimolato a riallacciare contatti. Mhm. Vediamo se è vivo. No, scherzo. Dai, direi di Scherzo. sì. Prova a vedere te. A Allora, me mi ok, sembra che un pochettino. vediamo se Roberto, 15 marzo 73, tornerà da Adele, 27 gennaio 78. Attualmente proprio penso che sia un pochettino Mm. così chiuso, bloccato lì. Vediamo un po'. Ma sai, penso di no anche io, nonostante ci siano alcune carte positive, guarda che secondo me Roberto non è che te l'ha raccontata proprio tutta, eh? Mh-mh. Sì. Mm, mm, mm. Dici che è un birichino? Ma vedi, c'è la carta del segreto, Mh. vedi anche stanze mercante, dunque è come se lui fosse orientato e stesse aspettando qualcuna. Ehm, cioè, se anche questo fosse rivolto a lei e non a un'altra donna, Sì. comunque poi abbiamo, vedi, sì, sembra positivo, sembra che ci sia ancora
in corso una forma di legame, no, in un certo senso, però poi dopo abbiamo il bambino ammalato a gelosia e sì. dunque è chiaro che nel prossimo periodo, c'è l'inizio di un cioè di una cosa, di un allontanamento, no? C'è un inizio di elaborazione negativa della cosa, come se in fondo l'idea di tornare proprio cioè, mentre se magari ancora adesso quasi quasi ci pensa, perché c'è la carta dell'attesa, magari c'è ancora qualche piccola remora, io credo che in futuro in realtà comincerà a vedere le cose diversamente e a non cioè anche solo il pensiero lo agita, non lo vedo più. Comunque ti mentirebbe, abbiamo qua l'artista e la falsità, dunque avrebbe un atteggiamento molto, molto opportunistico e di sicuro senza un grosso fondamento. Guarda qui, tra l'altro, vedi che c'è la nemica in riunione, a me sembra che lui senta già qualcun'altra e questa è una carta che non lascia molto margine, una cosa morta Sì. e sepolta. Sono carte pesanti, Ma sai, in alcuni momenti sembra che lui ci stia anche pensando un pochino, però non è che proprio non lo farà, non credo. Allora, andiamo Allora, avanti, andiamo facciamo ancora una avanti. domanda, cosa ne Sì, dici? una domanda ci sta ancora una, perché Ok, effettivamente una ci sta, dai. sì, 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 sì. Fai caso agli orari in cui hanno scritto le domande, così vedi che mi dai ragione. Guarda, vedi che l'ultima domanda a cui stiamo per rispondere è scritta alle 8:31. Ma Questo io non vedo dimostra, l'orario. Tu dove lo guardi? io lo vedo da StreamYard, io sto Io non guardando posso ora adesso. streaming perché do agli utenti tutto il... Esatto, a destra dove leggo i commenti e le domande, leggo appunto l'orario in cui l'hanno pubblicata la domanda. Come vedi è importantissimo, voglio ricordarlo ai nostri amici, che se vogliono ottenere la risposta devono essere puntuali e scrivere entro i primi minuti, perché comunque tra una cosa e l'altra non riusciamo a rispondere a tutti. Dunque chi ottiene la risposta in genere è arrivato preciso, se non addirittura un pochettino in anticipo. Allora, Giada, 25 dicembre 76, avrò una crescita delle percezioni spirituali? Vabbè, vediamo Bisognerebbe anche capire cosa che tipo intende di... lei per Esatto, sì. percezioni spirituali. No. Non è che proprio... Esatto, perché è un range così largo, cioè se vai da un buddista ti dice una cosa, se vai da un kabbalista ti dice un'altra, se vai su New Age te ne se dice 100.000. intende la percezione non lo so, capisci, potrebbe voler dire che aumenta la sua sensibilità nei confronti del sesto senso, per esempio, Ecco, oppure facciamo così, chiediamo al pentolino sì, quello che pensa lei. ok, in base a quello che pensa lei, così lei avrà la sua 25 dicembre 76, se avrà una crescita delle sue percezioni spirituali. Sì, che sai, molte volte percezioni, Secondo come intende lei. sai, alcune volte le percezioni spirituali quando arrivano, insomma, se uno non è pronto, si fa qualche mese al neuro, eh. Il capitano degli alpini è stato 3 mesi in un convento, si è chiuso dentro e non è più uscito. Ha dovuto andare a prendere sua mamma e tirarlo fuori. Però Quindi bisogna non sono essere anche pronti, disesempi. Certo. Comunque sì, Giada, sì, 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 sì. Avrei una crescita delle percezioni spirituali. Eh, sai Marietto, sai cosa facciamo la prossima volta? Per Sì. accelerare un po' e aumentare il numero di risposte, farò delle stese più brevi, cosa che all'inizio facevo. Sì, Adesso all'inizio facevamo, sì, sì, mi ricordo, ma anch'io. perché Ti ricordi che avevo iniziato col pendolino astese, poi sei entrata in scena tu per complementare meglio la cosa, no? sì, sì, È vero. però così rispondiamo 5, 6, non Sì, ehm, è vero. mhmm,
Beh, le comunque hanno faccio il tuo le farò numero di telefono, eventualmente vedi, l'ho messo qui in sovraimpressione, grazie, sì. eventualmente se qualcuno è anche interessato a approfondire di più. È vero, facciamo così, la prossima volta facciamo risposte più short, no, Sì, eventualmente sì, se sì. qualcuno è Del resto se interessato poi vogliono approfondire noi siamo a esatto. disposizione. Allora, vediamo Giada e le sue percezioni spirituali. Mh-mh. Sì, esatto, perché così è più completa la cosa, sì, beh. No, più che altro, è vero, io rispondo tanto e a lungo a una persona alla volta, però, ne tagliamo fuori altre. Dunque, malinconia donna di servizio, dunque, c'è stato un momento secondo me che nel passato, da quello che posso percepire dal taglio, già avevi avuto un qualcosa, un accenno, e poi sembra essere andato via, questo ti manca. Senti che c'è stato un periodo positivo per te e senti vorresti ritrovarlo. Allora, dunque, donna maritata, casa, morte, Imeneo e amatrice, dunque questa cosa comunque ti sta veramente a cuore, già dal passato comunque ti eri avvicinata cercando una trasformazione interiore ed era stata decisamente positiva comunque, ti aveva anche appassionato. Poi per questioni, non so, forse legate alla salute di qualcuno, oppure ci sono state proprio problematiche che hanno avuto un risvolto improvviso, diciamo che attualmente hai avuto, come dire, no attualmente, vabbè, diciamo che c'è stato un po' un attimo di riflessione, di pausa, hai dovuto risolvere delle altre cose, però ehm, sei comunque spinta nuovamente ad appassionarti a queste cose. Stai di nuovo per lanciarti in questa direzione. Abbiamo nel prossimo periodo la possibilità di concretizzare veramente qualcosa di interessante, anche grazie a quanto pare al sostegno, alla guida di una persona. Io sapete, sento un odore strano, mi sto preoccupando. Spero venga da fuori, che non stia andando a fuoco niente che appartenga a questa casa, che non sarebbe neanche la prima volta. Comunque, allora, abbiamo dunque nel prossimo periodo veramente un risvolto molto fortunato, perciò datti da fare perché c'è la possibilità che effettivamente a furia di impegnarti tu raccolga una buona, buonissima opportunità, tra l'altro come ti ho detto sostenuta da una figura che ti può guidare in qualche modo. Abbiamo fedeltà, gran consolazione, dunque tutte carte di realizzo, dunque sì, la risposta è assolutamente sì. Attenta perché porterà sicuramente qualche cosa di inatteso, cioè che non, di inatteso non necessariamente da un punto di vista negativo e non necessariamente positivo, nel senso che è sempre, come dire, un imprevisto o un qualcosa che può insinuarsi così un po' di sorpresa. Vediamo comunque l'esito, abbiamo consolante sorpresa, stanza, superbia e bambino. Oserei dire che è proprio un nuovo inizio, come dire, che verrai portata ad un nuovo livello della situazione e sarà dunque una bella soddisfazione per te. Direi proprio che ci siamo, eh? Bene. La risposta è positiva. Bene, io andrei a controllare cos'è questo odore che comincia ad agitarmi. Ma sì, un flambé. Okay, bene. Puoi dare, come si suol dire, gli orari per i prossimi incontri? Assolutamente sì, ci troviamo venerdì sera alle 21:30 sul mio canale YouTube, dunque se non conoscete il mio canale cercate Hildegarda qui su YouTube e iscrivetevi al canale così come avete fatto per il Marietto Veneziano perché anche io vi risponderò in diretta ad una domanda, ma è chiaro che per potermi iscrivere dovrete essere iscritti al canale. Dunque questo è un pochettino il prossimo appuntamento. Avremo poi ancora a chiudere la settimana sabato pomeriggio nel canale
qui dove siete questa sera, YouTube del Mariotto Veneziano, appunto alle 16 per un pomeriggio con noi, chiaramente non tutto il pomeriggio, ma in genere mezz'ora, 3/4 d'ora sono il minimo. Bene, detto questo, ci ritroviamo dunque venerdì sera, vi ringrazio per la vostra compagnia e Marietto, Dai, ci possiamo salutare salutiamo. i nostri amici e alla Certo. prossima, ok? Buonanotte, alla prossima, ciao. Notte.